Settima e conclusiva. Una prova a reclamare per cavalli di 4 anni, 12 al via. 1 Elide ai Greppi, Marco Stefani, 2 Evolution, Cosimo Cangelosi, 3 Extreme Dream Trio, VP dell'Annunziata, 4 Eld Spritz, Andrea Farolfi, 5 Elodie, Jack, Maurizio Visco, 6 Erba Holz, Davide Di Stefano, 7 Egberto Mail, Maurizio Cheli, 8 Elomar, Enrico Montagna, 9 Everett Griff, Ruggero Colletti, 10 Elva Jet, Giuseppe Grillo, Giovanni Grillo, 11 Emily SSG, Claudio Monte, 12 Hermes Wise, L, Francesco Tufano. Partiti. È veloce Evolution che cerca di scavalcare Eli dei Greppi a largo di tutti Erba Holz, ed è Erba Holz che sorprende gli avversari al suo interno e si installa al comando. Eli dei Greppi secondo in corda, Evolution che rimane di fuori, punta in avanti Eld Spritz che però poi galoppa. E così 200 metri di Erba Holz se ne vanno in 14 e Eld mezzo. Spritz squalificato. Sbagliato anche Egberto Mail sulla retta opposta alle tribune. Numero 7 Erba Holz al Mail comando, Eli dei Greppi squalificato. secondo in corda, Evolution che è rimasta allo scoperto. Dopo 400 metri passati in 30 spaccato, terzo in corda c'è Elomar, mentre punta in avanti Elodie Jack. Elodie Jack in terza corsia prova ad aggirare il gruppo. Se ne vanno 600 metri in 46,6. Erba Holz all'avanguardia, Evolution di fuori. Terza ruota per Elodie Jack. Seconda pariglia esterna per Extreme Dream Trio che precede Hermes Wise. Rimane in seconda posizione in corda Eli dei Greppi che precede sempre Elomar, quindi Elva Jet. Il giro se n'è andato in 1-1-4, 31-4 la seconda frazione. Erba Holz che comanda a piacimento, Evolution di fuori, Elodie Jack costretta alla terza corsia costante, 1,17 i primi 1000 metri di corsa per Davide Di Stefano. Instalchi alla figlia di Zorro Foto che a metà della retta opposta alle tribune prova ad allungare. Evolution sempre di fuori, Numero lungo la corda, 5, bene Eli dei Greppi Jack, avanti ad squalificato. Elomar. Viaggia bene il treno in corda, Evolution prova a non darsi per vinta di fuori, Extreme Dream Trio si mette in terza corsia anticipando Hermes Wise. La piegata conclusiva con Erba Holz che entra in retta, arriva in vantaggio, Eli dei Greppi che si prepara, poi Elomar, lo scatto di Eli dei Greppi in open stretch ad attaccare Erba Holz. Erba Holz si difende ma Eli dei Greppi a gioco facile passa, chiude e vince nei confronti di Erba Holz. Al terzo Hermes Wise L. Marco Stefani assegno nella settima e conclusiva. Diego Dall'Olio al training, i colori della scuderia Etam. Vittoria di Eli dei Greppi da seconda in corda, la figlia di Nesta F. Scatta in open stretch, brucia una valida Erba Holz che però si deve arrendere e accontentarsi del secondo. Al terzo posto finisce bene Hermes Wise L.